Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo evidenziato nella catechesi precedente come il Signore continui a pascere il suo gregge attraverso il ministero dei vescovi, coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. È in loro che Gesù si rende presente nella potenza del suo Spirito e continua a servire la Chiesa, alimentando in essa la fede, la speranza e la testimonianza nella carità. Questi ministeri costituiscono quindi un dono grande del Signore per ogni comunità cristiana e per la Chiesa intera, in quanto sono un segno vivo della sua presenza e del suo amore. Oggi vogliamo domandarci: che cosa viene richiesto a questi ministri della Chiesa perché possano vivere in modo autentico e fecondo il proprio servizio? Nelle lettere pastorali inviate ai suoi discepoli Timoteo e Tito, l'Apostolo Paolo si sofferma con cura sulla figura dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi, anche sulla figura dei fedeli, no? Degli anziani, dei giovani. Si sofferma in una descrizione di ogni cristiano nella Chiesa, delineando per i vescovi, presbiteri, diacono, ciò a cui essi sono chiamati e le prerogative che devono essere riconosciute in coloro che vengono scelti e investiti di questi ministeri. Ora è emblematico come, insieme alle doti inerenti alla fede e alla vita spirituale, che non possono essere trascurate, sono nella vita, la stessa vita, vengano elencate alcune qualità squisitamente umane: l'accoglienza, la sobrietà, la pazienza, la mitezza, l'affidabilità, la bontà di cuore. Ripeto: l'accoglienza, la sobrietà, la pazienza, la mitezza, l'affidabilità, la bontà di cuore. E questo è l'alfabeto, e questa è la grammatica di base di ogni ministero. Deve essere la grammatica di base di ogni vescovo, di ogni prete e di ogni diacono. Sì, perché senza questa predisposizione bella e genuina a incontrare, a conoscere, a dialogare, ad apprezzare e a relazionarsi con i fratelli in modo rispettoso e sincero, non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili. C'è poi un atteggiamento di fondo che Paolo raccomanda ai suoi discepoli e di conseguenza a tutti coloro che vengono investiti del ministero pastorale, siano vescovi, sacerdoti, presbiteri o diaconi. L'Apostolo esorta a ravvivare continuamente il dono che è stato ricevuto. Questo significa che deve essere sempre viva la consapevolezza che non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono d'amore elargito da Dio nella potenza del suo Spirito per il bene del suo popolo. Questa consapevolezza è davvero importante e costituisce una grazia da chiedere ogni giorno. Infatti, un pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente dalla misericordia e dal cuore di Dio non potrà mai assumere un atteggiamento autoritario,
come se tutti fossero ai suoi piedi e la comunità fosse la sua proprietà, il suo regno personale. La consapevolezza che tutto è dono, tutto è dono, tutto è grazia, aiuta un pastore anche a non cadere nella tentazione di porsi al centro dell'attenzione e di confidare soltanto in se stesso. Sono le tentazioni delle vanità, dell'orgoglio, della sufficienza, della superbia. Guai se un vescovo, un sacerdote o un diacono pensassero di sapere tutto, di avere sempre la risposta giusta per ogni cosa e di non avere bisogno di nessuno. Al contrario, la coscienza di essere lui per primo oggetto della misericordia e della compassione di Dio deve portare un ministro della Chiesa ad essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli altri, pur nella consapevolezza di essere chiamato a custodire con coraggio il deposito della fede. Egli si metterà in ascolto della gente. È cosciente infatti di avere sempre qualcosa da imparare, anche da coloro che possono essere ancora lontani dalla fede e dalla Chiesa. Con i propri confratelli, poi, tutto questo deve portare ad assumere un atteggiamento nuovo, improntato alla condivisione, alla corresponsabilità e alla comunione. Cari amici, dobbiamo essere sempre grati al Signore perché nella persona e nel ministero dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi continua a guidare e a formare la sua Chiesa, facendola crescere lungo la via della santità. Allo stesso tempo dobbiamo continuare a pregare perché i pastori delle nostre comunità possano essere immagine viva della comunione e dell'amore di Dio. Grazie.